Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati a tempi supplementari su Teleeuropa Network con un altro appuntamento, questa settimana intenso, ricco di grandi avvenimenti positivi per le formazioni calabresi, partendo dalla Serie B con una vittoria entusiasmante dei Lupi Silani che vincono contro il Carpi una partita delicata, la vincono anche con tantissime emozioni, non ultima quella del rigore parato da Perina al 95esimo, ma sorride anche il Crotone che batte la vice capolista Palermo con un secco 3-0, poi nella seconda parte tanta Serie C con i protagonisti qui in studio a tempi supplementari. Ed allora, come al solito, buonasera al mio compagno di viaggio Attilio Marena. Ciao Attilio. Un buonasera anche da parte mia Paolo, oggi puntata scoppiettante, tanti argomenti come sempre e i Lupi Silani che, come hai detto tu giustamente, viaggiano in classifica, quindi non perdiamo tempo. Assolutamente, presentiamo subito il parterre de Roi di questa settimana, tempi supplementari, come recita, poi lo vedremo, una grafica dedicata al Cosenza, alza l'asticella, Attilio, anche legata alle presenze in studio, reduce dall'esperienza all'Altamura, ma talento da calciatore, allenatore di grande personalità, già vincente. Ed allora buonasera e benvenuto a mister Ciccio Cozza. Buonasera. Buonasera Ciccio e benvenuto a tempi supplementari. Proseguiamo con un presidente giovane, rampante, che ha le idee chiare e che rappresenta un territorio altrettanto importante come quello di Castrovillari. Ed allora il presidente della formazione della provincia di Cosenza, il Castrovillari dal passato glorioso, Alex Di Diego. Buonasera, buonasera a tutti. E chiudiamo il parterre de Roi con un'altra presenza prestigiosa, una formazione in grande ascesa, grandi le ambizioni del presidente Patron Caffo, rappresentate questa sera dal direttore sportivo dell'US Vibonese, Simone Lo Schiavo. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Buonasera anche a te Simone. Allora, parterre de Roi, Attilio, partiamo però subito forte con una prestazione straordinaria del Cosenza che, come recita appunto la grafica, si alza l'asticella. Il punto di domanda, Attilio, è davvero una prestazione esaltante e che esalta la piazza di Cosenza. Lo avevamo un po' detto, Attilio, e anticipato nella settimana precedente con il dirigente Roberta Anania, si poteva sognare, adesso c'è anche l'autorizzazione a sognare. Non potrebbe essere altrimenti, certificata da una vittoria contro comunque una formazione in salute come il Carpi, che tra le mura amiche ha battuto solamente qualche giorno prima una delle squadre più continue di questa Serie B, ovvero lo Spezia guidato da Pasquale Marino, anche con un pizzico di fortuna. Grande la parata e il tempismo di Pietro Perina sul rigore non calciato però benissimo da parte del calciatore del Carpi, ma come dicevi tu adesso c'è veramente una sentenza, una chiave di volta importante, si alza assolutamente l'asticella. Il Cosenza, per come gestisce le partite, per l'intensità e soprattutto per la maturità che sta dimostrando nonostante molti elementi giovani, penso abbia tutte le carte in regola, non quantomeno per poter certificare quella posizione in classifica, ma quantomeno per crederci fino alla fine. E le ultime prestazioni, la vittoria esterna, anche lì meritata per come ha gestito il match contro una formazione qualitativamente forse superiore come il Perugia, e in casa la continuità, la determinazione spaventa. Oggi il Cosenza è assolutamente da playoff. Ed allora sentiamo anche il parere tecnico di mister Ciccio Cozza. Mister, è un Cosenza che dopo le iniziali difficoltà legate evidentemente a un problema di ambientamento, ad un campionato nuovo, un campionato che è arrivato quasi per caso rispetto ai playoff vinti. Oggi però la formazione di Piero Braglia è prepotentemente dentro il campionato, adesso sono addirittura 10 punti di vantaggio alla zona calda. Devo dire che in questo momento è autorizzato il pubblico rossoblu a fare un pensierino in più, un po' più ambizioso rispetto a una semplice salvezza. Ma io sono del parere che l'obiettivo primario è quello di raggiungere una salvezza tranquilla e poi cercare di guadagnarsi un posticino per poter lottare, per cercare di arrivare nei playoff, anche se è difficile, però sognare si può. Assolutamente, sognare si può. Come vive la provincia, presidente Di Diego,
Castrovillari, insomma, ampia provincia e sicuramente un bacino d'utenza importante per il San Vito Marulla, è un Cosenza che inizia a essere davvero trascinante e coinvolgente. Assolutamente, noi ci auguriamo che il Cosenza possa fare sempre bene e sempre di più, perché così ne possiamo beneficiare un po' tutte quante. Noi società che veniamo da qualche categoria inferiore, è normale avere una piazza, una grande società come Cosenza e tutto quello che c'è intorno al Cosenza Calcio, per noi è sicuramente un piacere, ma soprattutto si può attingere al loro staff, al loro gruppo, al loro parco giocatori. Mi riferisco agli under che onestamente negli anni anche abbiamo collaborato con il Cosenza, quindi ci ha dato sempre degli ottimi elementi, quindi voglio dire, se il Cosenza va bene ne possiamo beneficiare tutti. Assolutamente. Direttore Lo Schiavo, a te chiedo, insomma noi ci siamo incrociati, sei anche stato ospite a Fair Play in Football nella giornata conclusiva del mercato, dove insomma parlammo anche con il direttore Stefano Trinchera. Un lavoro straordinario del tuo collega che in silenzio è riuscito a portare con grande oculatezza quegli uomini giusti che hanno di fatto dato quel quid in più alla formazione di Piero Braglia, uno su tutti ovviamente in questo momento Sciaudone. Sì, sicuramente Stefano ha fatto un lavoro straordinario, mi piace ricordare un aneddoto. Stefano fu nel mirino della critica l'anno scorso quando il Cosenza inizialmente andò diciamo male, ma tenne botta, tenne duro e allestì una squadra che poi vinse i playoff miracolosamente, quindi bisogna dare atto alla società, al tecnico Braglia e a tutto lo staff del Cosenza di aver fatto un lavoro eccezionale, perché la Serie B quest'anno con 4 retrocessioni, 19 squadre, è veramente ostica, è veramente difficile portare a casa i risultati e sicuramente il Cosenza sta facendo molto bene, secondo me sta andando anche al di là di ogni rosea aspettativa. Mister Cozza, è un Cosenza che non diverte dal punto di vista insomma, del gioco, è una squadra molto pragmatica come tutte le squadre di Piero Braglia. Cosa ti entusiasma però di più di questa formazione, di questo gruppo che ha trovato forse nella coesione e nella unità di intenti il cavallo di battaglia? Beh, direi che è un gruppo che sanno qual è l'obiettivo, cercano di portarlo a termine ogni settimana e le squadre avversarie hanno difficoltà a creare occasioni da gol contro il Cosenza, è una squadra che si chiude e riparte bene. Giocando così credo che alla lunga i punti li raccoglieranno più in trasferta che in casa. Ritornando Paolo un secondo, una nota non tanto a margine, ma molto importante a supporto del discorso che giustamente faceva il direttore su Stefano Trinchera. Oggi è arrivata la conseguente ufficialità, si andrà avanti questo matrimonio tra la società del presidente Guarascio e Stefano Trinchera, rinnovo ufficiale anche in questa stagione, quando tutto sembrava perso, quando l'attuale direttore sportivo sembrava al passo dal Dio. Con costanza è riuscito, come giustamente abbiamo analizzato in queste settimane, a costruire una squadra forte che sta dando i suoi risultati ed oggi è arrivato il crisma dell'ufficialità. Assolutamente, però siccome insomma è talmente poco il tempo che è intercorso con la splendida vittoria contro il Carpi, da casa giustamente ci chiedono, Attilio, di rivedere insomma un po' le immagini, per questo chiediamo supporto e aiuto al nostro regista Enzo Leonetti. Mister Cozza, parlavamo prima di pragmatismo, però effettivamente prendere dei gol, prendere quel gol come lo ha preso il Carpi, c'è un po' da rabbrividire. Da mister insomma io mi preoccuperei, perché ho visto gli highlights, però è un'azione che si è ripetuta anche quando Baez è andato a colpire il palo, lì invece Tutino è stato bravissimo ad approfittare, però a difesa schierata molto alta quella del tecnico Castori. È difficile insomma trovare in B una possibilità del genere, ovviamente il Cosenza non se l'è fatta scappare. Ma il Cosenza, nonostante che giocasse in casa, giocava sulle ripartenze,
sono stati intelligenti a fare salire il Carpi e a sfruttare le occasioni sulle palle lunghe, sui lanci lunghi, sugli attaccanti. Ma su tutto ciò noi elogiamo il Cosenza, ma c'è da elogiare anche il Crotone, che ha vinto una partita difficilissima col Palermo, e credo che questa per il Crotone possa essere anche la svolta per raggiungere una salvezza più tranquilla. Ne parleremo, chiuso il capitolo del Cosenza. Ti chiederò anche ovviamente lumi anche sulla formazione pitagorica, che in questo momento sicuramente trova una grande boccata d'ossigeno. No, dopo vedremo la grafica che abbiamo preparato sulla vittoria, come giustamente diceva il mister, ma il Cosenza visto contro il Carpi a mio avviso è un po' il Cosenza definitivo che ne vedremo da qui fino alla fine del campionato, come modulo, come impostazione tattiche, anche davanti, con Tutino largo a sinistra, con Jamie Baez che per poco non riusciva a sfruttare l'ennesima indecisione del Carpi, e Litteri piazzato già davanti. Ma mi piace sottolineare come uno dei grandi protagonisti del Cosenza di questo periodo è Palmiero, uno che riesce a giostrare perfettamente da una parte all'altra i palloni, uno dei pochi playmaker che sta venendo fuori in questa annata cadetta. Ma come giustamente dicevi tu Paolo, le amnesie del Carpi sono inconcepibili per una squadra che non solo lotta per la salvezza, ma per una squadra come quelle di Castori, che storicamente fanno della fase difensiva il loro punto di forza. A Vibo si sono lamentati, direttore, per un gol subito al 95esimo, dopo nella seconda parte ne parleremo. Evidentemente a Carpi subire un gol del genere davvero dal punto di vista tecnico credo sia davvero un errore clamoroso. Lasciare degli spazi, delle praterie a gente come Tutino è davvero da incoscienti tecnicamente parlando. Sì, Tutino è un calciatore che se riesce a attaccare la profondità o se comunque riesce ad andare a campo aperto ha una velocità disarmante e anche tecnica in velocità veramente importante, quindi secondo me la strategia della difesa di Castori era improntata più sull'anticipo. Io ho visto gli highlights e sembrava come se la difesa volesse cercare sempre l'anticipo sia su Tutino che su Baez, che però sono stati bravi in più occasioni a andare in velocità e a superare la difesa del Carpi. Sicuramente il Carpi deve recriminare più per il rigore al 95esimo che per un gol che era evitabilissimo, però sinceramente ci può anche stare quando affronti un tridente così importante come quello del Cosenza. La tendenza però, Paolo, a chiudere il discorso relativo a questa sfida è che il Carpi, così come il Padova, così come il Livorno, sono tutte formazioni in salute. Anche lo stesso Carpi ha avuto le occasioni per poterlo pareggiare poi alla fine, ma ribadisco il concetto, c'è anche da ringraziare soprattutto questo episodio qui, grazie Perina, ad un Perina in versione Samir Handanovic. Assolutamente, poi lo merita questo ragazzo che ha avuto insomma ha vissuto un momento particolare, adesso si riprende con prepotenza e con grande vigoria la porta rosso-blu, e da quando, senza nulla togliere a chi lo ha preceduto, Saracco, che è stato grande protagonista lo scorso anno, ha avuto qualche difficoltà iniziale quest'anno, ma Perina ha di fatto chiuso la saracinesca della porta rosso-blu. Prima di chiedere però un giudizio al presidente Di Diego relativamente all'operato del suo collega Guarascio, volevo chiedere al mister Ciccio Cozza. Mister, la Serie B da sempre la conosciamo, no? e questo il Cosenza testimonia proprio l'andamento della cadetteria, no? Terza vittoria consecutiva, con 3 vittorie passi da una zona caldissima ad una zona che ti proietta verso lidi più importanti. È da sempre così la Serie B, mister? Diciamo negli ultimi anni è così. La Serie B di una volta era completamente diversa, perché era difficile riuscire a vincere 3 partite di fila con tutti quegli elementi che giocavano, quei calciatori importanti che purtroppo ora in Italia mancano. Mi dispiace anche dirlo, perché vedere una partita di calcio dove si arriva, specie in Serie B, dove si arriva tante volte davanti al portiere e sbagliare tanti gol, credo che non è calcio. Uno dice sì, bravo il portiere, tutto ciò che si vuole, ma è meno bravo l'attaccante, non è un attaccante da Serie B. In Serie B su 2 occasioni devi fare gol. Adesso guardavo le immagini del Carpi, il Carpi ha avuto 6 o 7 occasioni buone per fare gol e non le ha sfruttate. Il Cosenza 2 occasioni, un gol e un palo.
quindi alla fine ha vinto la squadra che è riuscita a difendere meglio su certi punti di vista, per quello che ho visto. E la squadra che ha creato più occasione non ha fatto gol. Insomma, Attilio, il mister Cozza lancia sfonda, a parte questo, ma sfonda una porta aperta con noi, perché c'è davvero bisogno di lavorare a monte, a fondo, rispetto a un lavoro che il sistema calcio prima o poi dovrà imporsi, e quindi ripartire dalle categorie inferiori per creare e costruire elementi in grado di non sbagliarli quei gol, direttore Lo Schiavo. Sicuramente il calcio italiano deve ritornare, come diceva mister Cozza giustamente, ad avere la centralità necessaria all'interno del sistema calcio europeo e mondiale. Il fatto che non ci siamo qualificati dopo tantissimi anni per i mondiali è stata una spia che ovviamente non può essere risolta con le seconde squadre o con questi interventi che ritengo minoritari, ma deve essere risolta con un intervento strutturale, soprattutto sui vivai. Si abusa di questo termine, riqualificazione dei vivai, però in realtà interventi concreti ne vedo pochi. Assolutamente. Per ritornare al presidente Di Diego, presidente, è anche la rivincita, per chiudere un po' il capitolo legato al Cosenza rispetto alla partita contro il Carpi, è la rivincita del presidente Guarascio, che in silenzio, anche subendo magari spesso qualche critica di troppo, adesso invece si riprende una rivincita importante, con una ribalta importante e con delle prospettive di grande livello. Sì, infatti negli ultimi anni il presidente Guarascio ha avuto alti e bassi, è stato molto contestato, ma alla fine il lavoro serio, ma soprattutto penso che il presidente Guarascio abbia attorno delle persone molto professionali e ha creato uno staff che hanno portato delle soddisfazioni. Quindi il lavoro serio, fatto professionalmente, con un programma, porta dei risultati. Il presidente Guarascio ha portato dei risultati alla città di Cosenza. Quindi oggi gli possiamo dare soltanto i complimenti, possiamo fare soltanto i complimenti, perché ha lavorato in silenzio, ha dimostrato con i fatti e non con le parole quello che realmente poi alla fine è il suo progetto. Quindi penso che la piazza, anche i tifosi, lo debbano ringraziare, perché fare il presidente non è facile, quindi il 90% delle volte si viene contestati. Poi il tifoso delle volte dimentica, quindi è importante. Sicuramente è abbagliato dai risultati. Sì, perché purtroppo, ecco, avete fatto prima un'analisi molto specifica: con 3 risultati utili sei in un posto, con altri 3 sei in un altro. Se sei in un altro comincia a piovere di tutto di più, la grandine, il cattivo tempo, il mister ne può essere. Assolutamente. Poi se fai risultati positivi sei da lì ad essere santificato, quindi sia come presidente, sia come allenatore, come direttore e quant'altro. Assolutamente. Proseguiamo allora, Attilio, con quello che è l'analisi del turno infrasettimanale, che ha visto la Calabria in B fare bottino pieno. Il Crotone finalmente tira giù una grande prestazione contro la vice capolista Palermo, a mio avviso non pervenuta all'Ezio Scida, e che comunque certifica le difficoltà che si iniziavano un po' a palesare. Crotone ne approfitta, vince con grande merito 3-0, e come abbiamo un po' ribattezzato, può essere la svolta? No, mi auguro sia un messaggio ben augurale per la formazione guidata da Giovanni Stroppa. In questo senso mai stata la migliore prestazione casalinga, senza dubbio, del Crotone da questo inizio di stagione. È stato un Crotone sin da subito concentrato, che ha finalmente approcciato benissimo la gara contro, come giustamente dicevi tu, un Palermo assolutamente non pervenuto. È un Crotone che, nonostante tutto, sta riuscendo a ribattere colpo su colpo ad ingiustizie arbitrali, sta riuscendo a ribattere colpo su colpo anche ad un pizzico di sfortuna e a qualche atteggiamento non proprio consono di qualche tesserato. Nel match contro il Brescia la gara è cambiata subito dopo l'espulsione di Zinedine Machak. Fino ad allora il Crotone, anche contro il Brescia, ha mostrato di tener testa alla formazione più in forma di questo campionato, anche se in leggera flessione, come abbiamo annunciato settimana scorsa. Ma è un Crotone che ha finalmente, ripeto,
sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista dell'atteggiamento, un'identità, e un'identità che finalmente porta a risultati anche così netti e inaspettati come quello contro il Palermo. Lo aveva anticipato prima il mister Ciccio Cozza, è un Crotone, mister, che con questa vittoria respira, anche se le difficoltà rimangono, la classifica è sempre precaria, però a tuo giudizio, mister, cosa è successo al Crotone? Un po' quello che è successo, ricordo, nella stagione 2010-2011 alla Reggina, che retrocedeva dalla massima serie, grandi progetti, la volontà di ritornare subito in Serie A, ed invece è arrivata una salvezza all'ultima giornata. Beh, direi che il Crotone è una buona squadra. Inizio campionato gli è girato un po' male, non sono riusciti più a risalire. Ora mi auguro che dopo questa prestazione col Palermo possano risalire, perché il Crotone merita di raggiungere il prima possibile la salvezza e creare il presupposto per poter un altro anno lottare per vincere, che era quello che si aspettavano tutti già quest'anno. Situazione paradossale a Palermo, mister. Palermo è in grosse difficoltà, come ha detto anche il loro direttore, che non so se dire direttore o presidente perché ormai è rimasto lì da solo, lui e Stellone. Credo che alla fine stiano facendo un ottimo campionato e secondo me si possono giocare la Serie A fino all'ultima giornata con le altre. Costellone ci hai giocato, mister? Sì, sì. Quanti gol gli hai fatto fare? Ma lui purtroppo qua giocava poco perché là davanti eravamo in tanti, però è stato un ottimo attaccante ed è un bravo allenatore. Assolutamente. Per fare un po' il punto, Paolo, sulla situazione del Palermo a margine, il Palermo ha 47 milioni di euro di debiti. Solo? Solo sì, solo 47 milioni di buco di bilancio. Il presidente direttore Foschi sta cercando una soluzione in tandem con la famiglia Mirri, che ha saldato 2,6 milioni di euro di scadenze. Purtroppo è difficile, quanto paradossale, non ammetterlo, ma oggi l'ipotesi più importante e quella più plausibile, ahimè, per una grande piazza, per un patrimonio del calcio italiano, sembra proprio essere quella del fallimento. È davvero triste, direttore Lo Schiavo, insomma, sentire questa parola per una formazione che fino al momento ha effettuato un campionato straordinario e al momento ancora prepotentemente in zona promozione diretta, però può cambiare tutto con questo scenario, anche in relazione a quella che è, insomma, la concorrenza che sta salendo, come Benevento, come Verona, come Lecce, insomma, che ambiscono ad arrivare a quel traguardo. È triste che si verifichino ogni anno di situazioni del genere, l'anno scorso il Cesena, quest'anno il Palermo, 47 milioni di euro, lo dico da legale, non da direttore sportivo, è difficile non accorgersi, oltre di sanare, è difficile non accorgersi che una società ha 47 milioni di euro, 80 milioni l'anno scorso il Cesena, quindi chi è deputato a controllare secondo me non ha svolto il suo lavoro in maniera regolare. Ad ogni modo vedo l'analogia di questo Palermo con il Bari 2013-2014, da cui scaturì poi un documentario, una meravigliosa annata fallimentare, una cosa del genere, dove il Bari trovò la forza, nonostante le difficoltà economiche, fecero gruppo e affrontarono le difficoltà tutti uniti e fecero i playoff. Assolutamente. Allora ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, non cambiate canale perché al rientro ci tufferemo in quello che è già da domani il prossimo turno, con il Cosenza che nell'anticipo andrà allo Zaccheria di Foggia in un match davvero affascinante e importante, e poi insomma vedremo anche la gara del Crotone a Padova, e quindi ci tufferemo già in clima campionato. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci, e quindi dicevamo, rimaniamo un po' in tema Crotone, mister Cozza. Le chiedo, dal punto di vista psicologico, può incidere o può essere fuorviante questa vittoria? Mi spiego.
vivi un momento difficile, arriva il Palermo che evidentemente è un po' allo sbando, vinci convincendo 3-0, ma c'è il rischio di sopravvalutarsi? Il Crotone sa qual è la propria forza, sa che può vincere con chiunque e allo stesso tempo può perdere con chiunque se non è attento e concentrato. Io sono convinto che il Crotone già da Padova in poi inizierà a raccogliere punti importanti per la salvezza, perché è una squadra ben quadrata, ben messa in campo da Stroppa ed è un tecnico importante che fa giocare bene le squadre e raccoglie anche punti importanti. Mi è dispiaciuto quando è andato via, ma contemporaneamente sono contento quando sono stato contento e soddisfatto quando è rientrato, perché non meritava quell'esonero e lo sta dimostrando in queste partite che è un tecnico importante. Assolutamente. Presidente Di Diego, c'è però, come dire, dal punto di vista societario, l'abbiamo più volte rimarcato e analizzato, la delusione, no? Per un campionato che doveva essere evidentemente tutt'altra storia, doveva vedere il Crotone lottare per un pronto ritorno nella massima serie, così non è stato. Quando ciò non avviene dal punto di vista societario, che impressione si è fatto, che idea si è fatto un po' della situazione Crotone in questo momento? Ma io penso che comunque la società del Crotone sia una società forte, una società molto ambiziosa, sicuramente penso che sono molto delusi, c'è un po' di amarezza perché sicuramente si poteva fare qualcosina in più, quindi da presidente quelle che sono le sensazioni posso dire sono queste, quindi è normale. Poi le partite sono tutt'altra cosa, è normale, i presidenti vogliono sempre vincere, quindi quando i miei ragazzi scendono in campo voglio tutte le domeniche 3 punti, questo non avviene altre volte, per alcune volte perché per meriti delle squadre che si affrontano, o il più delle volte per i demeriti della propria squadra. Io penso che il Crotone, come ha detto il mister Cozza, è una formazione di livello, è una formazione che ha bisogno di continuità, perché non esiste che il Crotone passa un periodo e possa addirittura pensare a una retrocessione, non esiste. Quindi gli addetti ai lavori, i giocatori e quant'altro devono dimostrare quello che è il loro valore e cercare di portare il prima possibile a casa la salvezza e per poi programmare la stagione futura. Ma almeno sotto questo punto di vista, lo accennava benissimo prima il mister, sia allenatore, anche nella parentesi Oddo, che anche società, non hanno mai nascosto le loro percentuali di colpa, gruppo, società, ma alla fine io credo che stia prevalendo il buonsenso sulla causa e sul progetto finale, che indubbiamente è la salvezza. Facendo una premessa dovuta, il Crotone oggi non sta mantenendo le attese, l'obiettivo è stato fallito, ma alla fine conservare e far prevalere il buonsenso a dispetto di quella che potrebbe essere uno scenario disastroso a cui non abbiamo mai voluto sostanzialmente pensare, e da qui, come diceva giustamente anche questo il mister, che può essere veramente la svolta, e c'è subito una grande occasione, Paolo, in un match veramente importante dove i punti non varranno 3 ma 6, senza assolutamente giochi di parole, contro una formazione che sta lottando per lo stesso obiettivo del Crotone. Poi ci arriveremo e ne parleremo. Assolutamente. Mister Cozza, il Cosenza, che è reduce, come abbiamo rimarcato più volte, da 3 vittorie consecutive, fa visita al Foggia, che con grande carattere è riuscito a pareggiare una partita incredibile sul 2-2 ad Ascoli. Che match sarà a tuo avviso? È un match dove il Cosenza andrà come al solito, insomma, chiuso per ripartire, o magari proverà a giocare un po' più a viso aperto la partita, con liberi, diciamo, da pressioni particolari di classifica in questo momento? Secondo me andrà a giocarsi la partita come è giusto che sia. È normale, il Cosenza, visto da inizio anno fino ad ora, che è una squadra che si difende e poi riparte, può trovare anche quel jolly, quella ripartenza che può fare male, però di fronte a una squadra importante come il Foggia davanti al proprio pubblico, che è anche una squadra che
sanno giocare a calcio e sanno anche fare gol. Sarà una bella partita perché il Foggia ha bisogno di punti, come ha bisogno di punti anche il Cosenza per risalire ancora di più, quindi secondo me un 50-50. La chiave sarà l'approccio, secondo me, Paolo. Il Crotone lo ha insegnato in questo senso, aggredire subito alto il Foggia, mettergli pressione, anche perché il Foggia è una squadra che anche contro l'Ascoli ha dimostrato di incassare troppo e di far fatica a reggere botta quando poi l'attacchi, quando gli metti pressione, nonostante al suo interno abbia dei calciatori qualitativamente importanti che c'entrano poco anche con la Serie B. Galano non è riuscito fin qui ad imporsi come dovrebbe, lo stesso Iemmello, Kragel è il valore aggiunto, segna da ogni posizione con un sinistro straordinario, ma ripeto, a mio avviso l'approccio sarà la chiave di questa gara. Il Cosenza dovrà da subito essere mentalmente più pronto rispetto al Foggia ed avrà molte più possibilità di portare a casa l'intero bottino pieno. Direttore Lo Schiavo, è un match però affascinante, perché comunque lo Zaccheria rievoca sempre grandi ricordi, e poi, come diceva bene il mister Cozza, è un ambiente straordinario, caloroso, caldo, tra l'altro insomma saranno anche tanti tifosi del Cosenza presenti a giocarsene di queste partite, insomma. Sì, sicuramente lo Zaccheria è uno stadio che riesce a infondere fiducia ai propri calciatori col proprio calore, ma io credo che il Cosenza si sia liberato di quella sorta di limiti mentali vincendo queste partite, quindi giocherà senza pressione, e quando si gioca senza pressione molte volte secondo me si realizzano grandi prestazioni, perché alla fine non c'è quell'assillo di dover vincere o pareggiare a tutti i costi, se la potrà giocare a viso aperto e senza nulla rischiare in termini di classifica. Anche se, mister Cozza, c'è un aspetto da non sottovalutare: terza partita in appena 5 giorni, quindi dal punto di vista fisico, del dispendio delle energie e anche delle risorse umane a disposizione di Piero Braglia, visto anche i tanti infortuni e le squalifiche. Sì, ma per quanto riguarda il Cosenza hanno una motivazione in più, perché più si vince e più si sta bene, chi ha difficoltà e chi non ottiene i risultati, però secondo me sarà una partita difficile contro una squadra che ha avuto difficoltà neanche iniziale con una penalizzazione. Con Grassadoni già hanno raccolto punti importanti, poi non so i motivi dell'esonero, però il Foggia l'ho visto giocare 3 o 4 volte e giocano a calcio, hanno dei calciatori bravi nell'1 contro 1 là davanti, e sono i classici calciatori che in una partita del genere ti possono fare gol in qualsiasi momento, ed è una squadra imprevedibile, quindi il Foggia ci sta che ti può fare 4 gol, ma ci sta che ne può prendere 4. Assolutamente. E poi c'è la gara dell'Euganeo, il Padova ha stretta necessità di fare punti, il Crotone sicuramente cercherà di chiudere la questione lasciando ancora più indietro i biancoscudati. Insomma, una partita quasi da ultima chiamata per il Padova. No, da non prendere sotto gamba. Anche contro il Brescia il Padova ha lottato almeno per 60-65 minuti ad armi pari contro la capolista, che non ha più quella brillantezza rispetto a 3-4 settimane fa, ma riesce a raccogliere comunque dei risultati importanti grazie ai tanti calciatori tecnici che ha. Prima il mister parlava del Foggia, ma il Brescia una volta Tonali, una volta Torregrossa, una volta Donnarumma, una volta Spalek, una volta anche attingendo dalla difesa ed un atteggiamento sempre pronto, ma lì il Padova, così come il Livorno, così come il Carpi, ripeto, sono tutte gare da non prendere sotto gamba. Ognuna di queste formazioni ha svolto un mercato importante, ognuno di queste formazioni sta dimostrando in campo di volersela giocare da qui fino alla fine per la salvezza. Il Padova è sembrato da subito una squadra che a mio avviso c'entra poco con la bassa classifica, grazie al mercato di gennaio dove sono stati inseriti calciatori del calibro di Andelkovic, Morganella, anche lo stesso Mbakogu ha cambiato un po' sembianza, quindi attenzione al Crotone a non sottovalutare questo obiettivo, anche se dall'altro canto il Crotone anche contro il Brescia, ne abbiamo parlato poc'anzi, ha dimostrato che fuori casa molto spesso dà il meglio di se stesso rispetto che in casa. Chiudiamo, Attilio, il capitolo legato alla cadetteria con il solito punto rispetto a quello che è l'andamento generale in Serie B. Abbiamo detto del Palermo, c'è un Brescia insomma, che è sul pezzo, ma c'è un Benevento che sta risalendo insieme al Verona, quindi si fa davvero avvincente la lotta per la promozione diretta. Un Benevento continuo che riesce a gestire perfettamente ogni difficoltà della partita, ha portato a casa già 3 punti pesantissimi
contro una diretta concorrente come il Pescara, anche nella lotta per non retrocedere. Abbiamo appena parlato del punticino prezioso, oro colato per il Padova, racimolato contro il Brescia, il Carpi che è caduto contro il Cosenza, ne abbiamo parlato anche per la stretta attualità, il 2-2 senza non pochi capovolgimenti di scena tra Ascoli e Foggia. Lì forse l'Ascoli è mancato un pizzico, non dico di autostima, ma quantomeno di concentrazione fino alla fine. Quella era una gara da portare a casa con l'intera posta in palio. E poi la vittoria, che vale anche in questo caso non 3, 6, ma forse anche qualcosa in più, del Livorno che, ripeto, grazie al lavoro precedente di Roberto Breda sta riuscendo veramente a dare quel qualcosa in più. Lo Spezia che è tornato ad essere lo Spezia che conosciamo, un 3-0 importante proprio ai danni dei labronici, e ci sono situazioni in classifica da tenere veramente sotto stretta osservazione. È stato decisivo il summit in mattinata questa mattina per decidere le sorti di Massimo Rastelli sulla panchina della Cremonese. Si va verso la conferma di Massimo Rastelli in panchina, ma il cambio di direttore sportivo. Da Leandro Rinaudo in pole position c'è Nereo Bonato, che potrebbe quindi tornare in pista, e poi da non sottovalutare anche la posizione di Walter Zenga sulla panchina del Venezia. La prossima Walter Zenga si giocherà la panchina, anche perché il suo impatto inizialmente positivo, ora i risultati veramente cominciano a non convincere pienamente. Non convincono i risultati, ma non convincono anche personalmente rispetto all'ultimo periodo di mister Zenga. So che non è bello, mister Cozza, parlare dei colleghi, però effettivamente insomma, Zenga negli ultimi 3-4 anni ha quasi sempre toppato. Questo è quello che è successo negli ultimi anni, è una verità dei fatti, però dipende sempre dagli ambienti uno dove va. Se uno subentra fa fatica, se parte da inizio anno da fare una preparazione, sceglie i propri calciatori, e se sbaglia allora un motivo ben preciso c'è tra allenatore e direttore su quelli che costruiscono la squadra. Zenga è subentrato, ha avuto la fortuna di ottenere risultati importanti, adesso ha un momento buio dove non ottiene risultati, è normale che si parla di esonero o non esonero. Ma molte volte vengono messi in croce allenatori che, vedi Giovanni Stroppa che poi è tornato sulla panchina del Crotone, che hanno raccolto molto di più rispetto ai loro predecessori. È stato esonerato Stefano Vecchi per molto meno. Abbiamo un brutto vizio, ci mettiamo ovviamente anche noi. Molte volte la stampa fa la differenza, la stampa positiva. Con tutto il rispetto, giudicando il curriculum di Walter Zenga, gli ultimi risultati dicono attualmente una posizione assolutamente negativa con il Venezia e una retrocessione, seppur a testa alta con il Crotone, ma una retrocessione sul campo. In quel senso, ripeto, il Venezia in questo momento sta valutando anche la possibilità di richiamare Stefano Vecchi, che a mio avviso meriterebbe una seconda chance, così come è accaduto con Giovanni Stroppa, ma ribadisco, il concetto: vengono giudicati dai risultati, come tutti, anche come noi stessi, e i risultati adesso non stanno certamente aiutando Walter Zenga. E a proposito dei risultati, vedremo insomma cosa accadrà in questo turno interessantissimo in Serie B. Apriamo però l'ampia pagina legata alla Serie C, approfittando anche della presenza del direttore sportivo della Vibonese Lo Schiavo. Parleremo anche ovviamente tanto di Regina, con colui il quale è stato la bandiera per antonomasia della formazione Amaranto, Ciccio Cozza. Prima però di partire con la Vibonese, Tilio, andiamo a vedere la copertina preparata per il direttore Lo Schiavo e la realtà vibonese, come spesso detto, in grande ascesa. Nel calcio di Matera e Proviacenza esistono ancora fortunatamente esempi virtuosi in grado di distinguersi per qualità e affidabilità dentro e fuori dal campo. La Vibonese nell'esempio lampante, programmazione e politica dei piccoli passi con grande umiltà e con la forza di ripartire e vincere nel momento più complicato di tutti, quando la voglia di mollare sorge spontanea, avanti anche e soprattutto con i giovani rampanti in campo e dietro la scrivania. Simone Lo Schiavo, professione direttore sportivo, sta catalizzando su di sé le attenzioni dei big del grande calcio per gestione e coraggio, supportato dal lavoro del direttore generale Danilo Beccaria, Deus Ex Machina, un'identità in campo e fuori, senza però mai montarsi la testa. Senza mai montarsi la testa, direttore Lo Schiavo, dopo la stagione dello scorso anno,
travagliata, difficile. Io tra l'altro ebbi proprio lo scorso anno a Sport Italia il presidente Caffo, dove insomma esternava tutta la sua amarezza per una stagione che evidentemente doveva vedere la Vibonese di diritto nel campionato di Serie C, e invece si è sofferto tantissimo fino allo spareggio contro il Troina per ritornare in quella Serie C che però vi spettava di diritto. Adesso però un campionato in linea con le aspettative, in linea con gli obiettivi, anzi forse anche un attimino al di sopra rispetto a quello che erano gli intendimenti. Sì, sicuramente questo gruppo di lavoro ha centrato gli obiettivi prefissati, anzi quest'anno l'obiettivo era una salvezza tranquilla. Noi dalla sesta giornata siamo nella parte sinistra della classifica, siamo alla 28esima, quindi stiamo vivendo secondo me una grande stagione indipendentemente dal periodo ultimo di appannamento. Per me è un onore da vibonese rappresentare questa società che in questi 2 anni ha fatto passi da gigante. Non dimentichiamo che la Vibonese qualche anno fa, non molti, era in eccellenza, quindi andare a competere con realtà come domenica da ultimo la Casertana, che ha speso milioni per allestire una formazione di tutto rispetto, e affrontare Floro Flores, Castaldo, Vacca, gente che ha calcato categorie molto più importanti da protagonista, sicuramente è un motivo di vanto per tutta la comunità vibonese. Speriamo in futuro di ambire a traguardi sempre più importanti, e speriamo che diciamo, il progetto possa proseguire anche con l'aiuto magari delle istituzioni, perché diciamo che sostanzialmente la Vibonese è portata avanti da poche persone, e grazie allo spirito dei soci, del presidente Caffo, del direttore generale Beccaria e di tutti i componenti della dirigenza diciamo, della società, si porta avanti questo piccolo miracolo sportivo, perché oggettivamente di miracolo si tratta. Di miracolo si tratta, ma non tanto per i risultati, ma sostanzialmente gestire una squadra di Serie C da soli è veramente un miracolo, perché ricade tutto sulle spalle del presidente, del direttore generale Beccaria e della dirigenza tutta, quindi si tratta sicuramente di una realtà molto importante ormai per la Serie C. Assolutamente, noi l'abbiamo ribattezzata, Attilio, beffa sul gong. Sono state un po', diciamo, tante le polemiche, direttore, rispetto a questo match, che però, come hai fatto bene tu a ricordare, insomma, era sempre la Casertana, e poi il gol ci può stare, insomma, quando affronti queste squadre che per tendenza in Serie C, insomma, non mollano mai. Se andiamo a vedere un dato statistico, molti dei gol e molte delle vittorie si determinano proprio negli ultimi 5 minuti, 6 minuti di recupero. Lì io obiettivamente, Attilio, la scelta di Nevi Orlandi non credo sia opinabile, no? Tolgo l'attaccante, metto un difensore per chiudere gli spazi e cercare di portare a casa i 3 punti. Prima Attilio, poi il direttore lo Schiavo. Dopo l'espulsione di Vacca è cambiata per la Vibonese, che da lì ha messo sotto la Casertana senza nessun timore di smentita, anche peccando di un pizzico di indecisione di troppo, secondo me, sotto porta. Ha portato a casa un punto importante, perché guardando poi il complesso della partita, la Casertana all'interno ha calciatori veramente di una qualità superiore, da Castaldo a Zito, non ha certamente bisogno di presentazioni, ma la Vibonese entrava e usciva praticamente in continuazione dall'area di rigore. La Casertana si è anche difesa bene per certi versi, ma ripeto, una beffa sul gong che fa rimanere, come diceva il nostro titolo, non l'abbiamo fatta apposta, con l'amaro in bocca, la Vibonese. Però ripeto, io non credo sia crisi per la Vibonese, non può assolutamente essere messa in discussione l'operato, come giustamente diceva il direttore, secondo me, di una società che lavora bene, che per una politica dei piccoli passi, e in campo dimostra sempre di tener testa a ogni formazione, in casa e in trasferta. La nota più bella e più lieta io credo sia proprio quella di avere un'identità e la continuità di mostrarsi per come si è costruita, e questo la Vibonese certamente ha rispettato le aspettative iniziali. Mister Cozza, prima ce lo diciamo un po' a fari spenti, a telecamere soprattutto spente, no? La Vibonese però rispetto al campionato di Serie C, che in questo momento appare davvero falsato,
nei vari gironi, insomma in quello C, nel nostro c'è il Matera che insomma ormai di fatto non esiste più, la Vibonese però dimostra che con i piccoli passi, con la serietà, con gli impegni mantenuti rispetto al gruppo di lavoro, rispetto al rispetto verso la tifoseria, credo che in questo momento sia davvero un esempio. È inutile parlare della Vibonese perché in qualsiasi trasmissione dove vado io prendo ad esempio sempre la Vibonese, perché sono, conoscendo anche il direttore con la società, persone serie, persone per bene, sanno quello che possono spendere e sanno che tipo di squadra devono fare per poter mantenere quella categoria. Alla Vibonese vanno fatti solo i complimenti perché riescono a fare cose eccezionali con poco. Come società credo che sia anche una delle più serie, ma non solo del girone nostro in C, anche negli altri gironi, dove non fanno mancare nulla a nessuno e rispettano tutto e rispettano tutti. Per quanto riguarda il campionato della Serie C, dal mio punto di vista e credo di non sbagliare, è un campionato dove ci sono 3 o 4 squadre importanti. Ci sono tante squadre che non meritano di fare questo campionato, ma non meritano per i casini iniziali, debiti, non debiti, falsare un campionato non ha un senso. Dispiace perché squadre serie come Vibonese e tante altre, chi affronta, non so se ora hanno ridato i punti, non so come funziona, chi ha giocato col Matera, non parliamo di calcio. Stanno ancora decidendo e siamo a fine stagione. Ma non devono decidere nulla perché i problemi c'erano inizio stagione e dovevano rispettare quello che è un regolamento. Se una squadra ha dei problemi va eliminata, a malincuore ma va eliminata. Fare un campionato al Matera e falsare un campionato e vedere squadre come Bisceglie, Paganese, tutte queste squadre qua che giocano tanto per giocare, non mi diverte neanche chiedere cosa ha fatto in quel girone la Regina, la Vibonese, il Catania o la Juve Stabia, neanche chiedo perché per me è un campionato falsato e non mi piace neanche guardarlo sinceramente. Presidente, di fatto è una verità quella che dice il mister Cozza? Assolutamente, il mister Cozza ha fatto a mio avviso un'ottima analisi. Vanno premiate quelle società serie, composte da persone serie, da persone professionali che fanno sì che poi dopo il lavoro e la piazza soprattutto ne benefici. Quelle società che non possono permettersi di affrontare un campionato o di affrontare alcune spese, penso che comunque dovrebbero fare un passo indietro e dare la possibilità a chi ha una società forte e chi è ambiziosa per poter fare calcio serio e in maniera professionale, di andare avanti. Quindi si eviterebbero tante situazioni. Il mister ha detto una cosa importante: sono risultati scontati. Quindi quando il risultato è scontato non ti viene la voglia di seguirlo, di saperlo. Dell'appetibilità di tutto il campionato e direi anche di tutto il sistema. Però penso che sia anche una mancanza di rispetto per chi fa le cose in maniera seria e professionale, perché chi è serio e professionale ha gli stessi diritti di chi fa determinate cose. Non va bene, penso che su questo... Ma credo che da questo punto di vista, direttore Lo Schiavo, ci sia la necessità estrema di ripartire, come spesso dico, con dei paletti importanti, con dei paletti legati a chi investe nel mondo del calcio. Ti faccio questa domanda, la lancio, poi ci fermiamo per la pubblicità, mi rispondi dopo la pubblicità. Quindi il tema, l'interrogativo è ripartire da dirigenti, da presidenti economicamente forti in grado di poter reggere il giocattolo. Dopo la pubblicità mi rispondi, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci con l'interrogativo. Direttore Lo Schiavo, è davvero necessario ripartire con
delle indicazioni importanti da parte della Lega, perché avendo dei presidenti forti, economicamente soprattutto forti nei progetti, si ridà entusiasmo e credibilità e appetibilità alla quale faceva riferimento prima mister Cozza. Guarda Paolo, credo che le regole ci siano, il problema è che non vengono fatte rispettare da chi è deputato a controllarle, a controllare il regolare svolgimento del campionato. La Vibonese è un emblema da questo punto di vista, è stata defraudata della Serie C 2 anni fa, con una sentenza esecutiva non ottemperata dalla Lega. Anche quest'anno abbiamo assistito a vicende assurde. Io ho visto un tribunale che cambia le regole in corsa dicendo no, la fideiussione si può depositare entro 10 giorni, invece un decreto del commissario Fabricini aveva detto se non si deposita la fideiussione c'è un'ammenda di 350.000 euro. È come se parlando in termini di diritto, se la Cassazione estinguesse il reato d'omicidio, così con una sentenza. Non si può andare avanti così, ci vogliono controlli più stringenti, ogni anno siamo qui a ripetere la stessa cosa. La gente, come diceva giustamente mister Cozza, ha voglia di vedere calcio, non gli va di vedere tribunali, sentenze, classifiche riscritte da penalizzazione. La gente vuole vedere un pallone che rotola e 22 che lo inseguono. Assolutamente. A proposito di questo, mister Cozza, ti coinvolgo subito in qualcosa che dal punto di vista sentimentale evidentemente a te tocca particolarmente. La grafica per la Regina Calcio, a questo punto lo possiamo dire, è ufficiale mister, la Regina Calcio recita questione di appartenenza. La Regina riparte anche dallo stemma che potete vedere, non sappiamo se rimarrà 1986, forse no, forse sì, questo lo vedremo nelle prossime ore. Tra l'altro il presidente Gallo è a Reggio Calabria per delle situazioni particolari. Ieri, nella giornata di ieri, il presidente Gallo è stato a Roma insieme all'assessore allo sport, al delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, che sarà ospite nostro a Tiglio la prossima settimana, salvo insomma impegni imprevisti, proprio per parlare di quello che è stato la giornata di ieri. Presidente e delegato allo sport sono stati al credito sportivo di Abodi, proprio per parlare di strutture, per parlare evidentemente di Granillo, per parlare di restyling, per parlare di struttura che Gallo vorrà in qualche maniera insomma in gestione per ridare soprattutto patrimonialità alla società, ma ridare anche lustro ad un impianto sportivo che è stato insomma protagonista in Serie A e che ha visto sicuramente mister Cozza primeggiare con la Regina in Serie A. Mister, è già una bella notizia questa. Sì, è una bella notizia, però finché non si lavora come si era abituati tempo fa nella Regina, finché non si lavora dal settore giovanile e tirare fuori talenti per poter sopravvivere e creare quelle potenzialità per raggiungere obiettivi importanti, è difficile fare una squadra in corsa e dire vogliamo vincere subito, dobbiamo vincere subito. Ci vuole una programmazione ben fatta, programmare il futuro con un tecnico, con un direttore, quello che c'è bisogno, programmare per poter raggiungere l'obiettivo che se non vinco quest'anno devo avere già la squadra pronta per un altro anno con qualche ritocco. Dal mio punto di vista la Regina è una buona squadra, però tutti gli elementi che ha preso a mercato in corso sono elementi che giocavano poco nelle proprie squadre, quindi è difficile poter raggiungere quell'obiettivo. Come giustamente dice il presidente del Catanzaro o della Casertana o anche, non mi ricordo se è stato Caffo, non mi ricordo, anche a Bilbo, forse sì. Lo ha detto anche noi facciamo le squadre per vincere, vogliamo vincere, non è facile, per far capire che il presidente della Regina è un presidente che vuole arrivare e non si nasconde, ha speso già tanto, sta facendo le cose come vanno fatte, però io sono del parere che per costruire si parte sempre dal settore giovanile, creare quelle certezze per poter poi proseguire. Nella Regina in cui da ragazzino c'ero io, oppure nella Regina di qualche anno fa, se uno guarda in giro ancora ci sono Missiroli, Viola,
Di Lorenzo, sono tutti elementi che sono cresciuti nella regina di Foti, nei prodotti di Foti, Barillà, dove giocano ancora in Serie A e si distinguono per quello che era la regina una volta. Bisogna lavorare in quella maniera. Può rientrare in un progetto del genere, può essere un valore aggiunto per quello che stai dicendo? Lo dico, sai perché? Perché ho avuto la possibilità di guardarti lavorare nella tua scuola calcio con la tecnica di base, una tecnica di base che evidentemente è necessaria per dare l'ABC ai giovani calciatori. C'è bisogno di questa qualità, c'è bisogno degli uomini di appartenenza, come recita la grafica? Intanto c'è bisogno di gente che sa come funziona il mondo del calcio, sa come fare crescere un giovane e come prepararlo. Ci sono anche metodologie di lavoro, anche la postura, come uno deve ricevere palla, ci sono tanti fattori che una volta nella regina c'erano e attualmente non ci sono più. Questo lo dimostrano i risultati, che non ci sono più giovani che riescono ad arrivare in categorie importanti negli ultimi anni. Ma tutto ciò non solo nella regina, nelle squadre calabrese c'è poco perché non sono organizzate nel settore giovanile. Ma si vede da un miglio, perché se uno guarda le classifiche tutte le squadre professioniste sono nelle ultime posizioni. Non guardo il campionato della Beretti, perché la Beretti alla fine nei campionati di Lega Pro, la Beretti è lo scarto delle altre squadre, quindi è difficile che uno della Beretti possa arrivare a grossi livelli. Si va a pescare sempre nel campionato primavera perché sono quelli più importanti, oppure si va nei dilettanti a cercare quel giovane che possa veramente dare qualcosa in più. E come ho sempre detto, i migliori giovani della Calabria si trovano nel Cosentino, perché nel Cosentino per DNA nel Cosentino sono dove sono arrivati più giovani, più talenti, sia dalla parte ionica che dalla parte tirrena. E credo che uno debba andare a cercare e scoprire talenti importanti e programmare. La regina mi fa piacere perché c'è un presidente che vuole arrivare e sono contento, perché vuol dire che tuttora mi rendo conto, adesso che sono tornato a Reggio, che c'è un'aria diversa, dove uno respira un'aria di calcio diversa, dove la gente aspetta la domenica per andare allo stadio, che fino a qualche mese fa non c'era. Utopia pura. Assolutamente. Per ritornare a un po' il discorso legato a Ciccio Cozza e al fatto che rappresenti sicuramente l'emblema di Reggio Calabria, ma non solo, perché Ciccio Cozza è anche tecnico vincente, tecnico che ha dalla sua una grande dote di capacità di sapersi imporre, ed allora andiamo a vedere il servizio, il focus dedicato a Francesco Cozza. Basta nominare Francesco Cozza, classe 1974 da Cariati, e lì può aprirsi un mondo fatto di ricordi, di calcio che non c'è più, di passione, promessa del Milan strappata a suon di milioni alla concorrenza, e poi Lecce, Genoa, Siena, ma soprattutto Regina in gioventù, poi maturato al massimo livello, inossidabilmente capitano dentro, che già in campo faceva intravedere le doti di leadership e carisma, pronto poi per passare dalla teoria alla pratica, da allenatore in rampa di lancio da anni, un pizzico di sfortuna però può frenare un percorso già tracciato. Catanzaro, Regina, Pisa, Sicula Leonzio, Taranto, piazze per cuori forti, 2 promozioni nel curriculum e tanta passione per nuove sfide. In che piazza? Il tempo lo dirà, ma intanto Ciccio Cozza è pronto come sempre a far parlare i fatti e non le parole. A far parlare i fatti, non le parole, mister Cozza. Tanto ti chiedo, cosa è successo ad Altamura? Sempre per ritornare al discorso che si programma un contesto e poi ne ritrovi magari un altro. Sì, sono cambiato gli obiettivi da un giorno all'altro e ho preferito andare via, anche perché lavorare per un obiettivo e poi cambiarlo in corsa non va bene. E domani Ciccio Cozza cosa si aspetta dal suo futuro? Quale sarà, insomma, la tua strategia? So che forse è cambiata rispetto anche a quello che stai verificando e stai toccando un po' con mano rispetto a questi campionati che, come per tua stessa ammissione, non ti trasferiscono più quella voglia di essere protagonista in questi campionati. Ma il campionato di Serie D è un campionato particolare, anche perché questa regola dei 4 under credo che dal mio punto di vista vada anche cambiato, perché se un giovane è bravo gioca
è inutile mettere delle regole dove devono giocare per forza 2000, 99, 98, fanno solo casini perché poi l'anno dopo li trovi a spasso. Io sono del parere che, come si usava una volta, chi è bravo gioca, chi merita gioca, può essere un quarantenne come può essere uno di 16 anni. E questo in Lega Pro si fa un girone d'andato in una certa maniera, poi come vedono che ci sono squadre in difficoltà si cambia tutto, cercano di mandare via quelle che hanno il contratto leggermente più alto e far giocare più giovani. In Serie D è peggio, perché in Serie D quando raggiungi l'obiettivo non hai rispetto per gli altri, perché raggiunto un obiettivo tu prendi dei calciatori importanti, raggiungi quell'obiettivo che può essere la salvezza, ti svegli il giorno dopo, no, tu devi andare via, tu devi andare via, tu devi andare via perché mi costi troppo, perché lo prendi a fare. Saresti pronto per ritornare alla Regina Calcio con un progetto ovviamente come quello del presidente Gallo interessante, poi tra l'altro insomma a giugno probabilmente il presidente riprenderà quel centro sportivo a te molto caro, il Sant'Agata, e forse da lì potrà partire un progetto di grandi investimenti, di grande prospettiva? Beh, con un progetto serio e importante mi farebbe solo piacere ritornare. Senza un progetto no, non andrei, perché già ho fatto la cavolata di andare in Lega Pro con la Regina senza un progetto, dove dopo 12 partite mi sono dovuto dimettere per la disperazione, perché ogni settimana allenavo un gruppo, il giorno dopo me ne mancavano 2 o 3 perché li mandavano via. In quella maniera si lavora male, ma non credo, perché col presidente attuale credo che le cose le faranno bene, perché già per come vedo e per come programma la struttura, la programma come un'azienda seria, credo che i risultati alla lunga li otterrà, e sono convinto che se non gli passerà la voglia nel giro di 3 o 4 anni è capace anche che ti possa riportare di nuovo a lottare per la Serie A. Il tutto inappuntabile, no Paolo? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il marchio, è arrivato il marchio, il Sant'Agata arriverà il Sant'Agata, la squadra è stata allestita, l'allenatore non andava bene ed è stato preso un allenatore ben più importante. Il settore giovanile è ospite da me, quindi è cosa che in questo momento insomma ospita il settore giovanile. Tra l'altro dicevo prima, insomma, direttore Lo Schiavo, quando è Ciccio Cozza ad insegnarti come stoppare la palla, come passarla, come insomma ricevere, in che postura ricevere la palla, non puoi che insomma migliorare da questo punto di vista. Bisognerebbe ripartire sicuramente da queste qualità, da queste professionalità. Assolutamente, mister è un maestro di tecnica, ancora ora so che gioca ancora, si diletta, quindi conosco bene le sue caratteristiche tecniche ed è giusto rimarcarlo, perché i ragazzi devono ripartire, come diceva mister Cozza, dai fondamentali, perché arrivano addirittura anche in categorie come la Serie D, che non dimentichiamo è la 4ª serie, dei calciatori che non hanno la postura giusta a 20 anni, 21 anni, non hanno i fondamentali, non hanno il controllo di palla, perché ormai la tecnica è messa quasi in disparte nell'insegnamento, si parla solo di tattica, di diagonale, si parla di movimenti tattici, il fisico, e vengono penalizzati i calciatori magari tecnici che magari hanno meno fisicità, però hanno più proprietà di palleggio, che è quello che fa la differenza secondo me tra i calciatori. Assolutamente. Attilio, per un po' come dire, mettere brillantezza anche a quello che è la grande carriera di Ciccio Cozza. Ciccio, spesso insomma, mi hai sempre raccontato degli aneddoti importanti, ma ce n'è uno che magari non hai mai detto rispetto a una carriera straordinaria? Qual è il momento più importante che insomma, ti ha segnato dal punto di vista della professionalità, della professione e della Serie A, che ti ha visto protagonista per tanti anni? Se dico quello che facevo al primo tempo uno non ci crede, poi se lo chiedono al magazziniere, al massaggiatore, al magazziniere o al medico, diciamo ma era vero. A fine primo tempo c'avevo sempre il panino con salsiccia. No, però
Grande mister, ecco scoperto il segreto di Ciccio Cozza, insomma il panino con la salsiccia è davvero... Il panino con un bicchiere di Coca-Cola e un bicchiere di caffè pieno. Straordinario, direttore. Poi tra l'altro vogliamo svelare l'aneddoto che ci raccontati in privato e che vede un piccolo Simone Lo Schiavo tifoso di Ciccio Cozza, che tra l'altro ha messo in panchina non uno qualsiasi ma in quel periodo Andrea Pirlo. Sì, io ho una foto che custodisco gelosamente a casa. Io ero un bambino e mister Cozza era al primo anno alla Regina in Serie A e mi ricordo quella Regina, una regina storica, vinse 2-0 a Roma se non sbaglio con gol del mister e di Bruno Cirillo, che è diventato anche mio amico, quindi diciamo per me è un piacere rincontrare il mister perché è stato l'emblema calcistico della mia infanzia. Tutti i ragazzi calabresi tifavamo Regina e mister Cozza, che è un calabrese puro sangue, identificava quello spirito di rivalsa puramente calabrese che poi nel calcio aveva le sue soddisfazioni. Ricordo una figurina di mister Cozza nella Lucchese, mi pare stagione 95-96 e io facevo la collezione dell'album Panini e avevo anche la figura di mister Cozza. Mister, maglia al direttore Lo Schiavo stasera, maglia, gli porterò una mia maglietta di quelle custodite. Però il gol, ovviamente il gol dove insomma tu sei particolarmente legato è quello dello spareggio di Bergamo? No, la soddisfazione più bella non sono i gol, la soddisfazione più bella è aver fatto il capitano nella squadra dove sono cresciuto, aver vinto 2 campionati di Serie B con quella squadra, aver fatto tanti anni di Serie A. Credo che per un ragazzo arrivato a 12 anni a Reggio Calabria, andato via a 16, ritornato, credo che raggiungere quell'obiettivo, vincere un campionato e andare in Serie A da capitano, credo che non ci sia cosa più bella che vincerlo quando nessuno se lo poteva mai aspettare e vincerlo da protagonista e capitano. Andiamo a farci un giro sul Pollino, che dici Paolo? Sì, adesso tocca sicuramente al Pollino che vuole emergere. Presidente, la sua formazione quest'anno si sta ben comportando, quali sono i progetti, quali sono le aspettative, quali sono i programmi per una città, una tifoseria che ha vissuto di calcio, anche il calcio professionistico? Assolutamente, stiamo programmando in maniera oculata, perché non ci possiamo permettere voli pintarici o spese pazze, quindi stiamo programmando, stiamo lavorando bene con il direttore. Da qui a 2 anni, nel 2021, avremo il centenario. Si spera di riuscire di nuovo nell'impresa. L'impresa è quella della Serie C, che manca a Castrovillari da decenni. Quindi questo programma da qui al 2021, quindi questo progetto, si sta costruendo piano piano. Vincere un campionato di Serie D non è facile, e specialmente quest'anno ne abbiamo la dimostrazione, perché la Lega ci ha buttato il Bari, che penso che sia una formazione e una città che con la Serie D non c'entra nulla, quindi è fuori concorso, quindi è una Panda che va a sfidare una Ferrari, quindi anche diciamo che... 2 curiosità da parte mia per il Presidente. La prima che riguarda l'attuale campionato. La vittoria manca da un po', precisamente dal 20 gennaio con la vittoria per 2-1 contro il Troina. Perché, da Presidente? E la risposta è abbastanza intrinseca. Che impatto ha il Bari su questa categoria? Oscura le altre formazioni oppure può essere da traino per le altre formazioni che comunque, come diceva giustamente lei, vogliono programmare e hanno ambizioni importanti da qui ai prossimi anni? Il Bari quest'anno ha fatto per me un campionato a parte, un campionato a sé, perché come dicevo prima non c'entra nulla nella nostra categoria, quindi con un budget importante, con una città come Bari, dei tifosi che arrivano 1000-2000 persone, c'è una situazione. È bello. Anche economicamente per voi è bello? No, io purtroppo sono stato penalizzato perché
l'abbiamo fatta a porte chiuse per i tifosi del Bari, perché la settimana prima era successa qualcosina a Messina, quindi purtroppo, ahimè, su questo sono stato penalizzato, però è stata una bella emozione avere il Bari a Castrovillera, a Mimorende, giochi contro il Bari, non capiterà forse mai più per la nostra formazione, perché in maniera molto umile abbiamo un concetto completamente diverso, quindi Bari è Bari, Castrovillera è Castrovillera. Però sui risultati invece? Sui risultati da inizio anno non stiamo convincendo, abbiamo delle problematiche, ne parlavamo infatti prima con il mister Cozza. Oggi l'approccio dei calciatori non è quello di questo carattere forte, di questa determinazione, questa voglia di portare a casa i 3 punti e soprattutto di cercare di fare sempre di più, e questo atteggiamento in questo momento da inizio anno ci sta penalizzando. Però sicuramente c'è tempo e modo per terminare il campionato in crescendo. Attilio, velocemente 30 secondi, il punto sul girone C. Il girone C che riguarda il ritorno alla vittoria, una boccata d'ossigeno sicuramente importante del Rende contro la Virtus Francavilla. Il Rende che si è finalmente sbloccato mentalmente, ha da subito approntato delle soluzioni immediate anche dal punto di vista tattico, si è visto qualcosa di diverso. La forza del gruppo abbiamo titolato premiando Domenico Franco che ha trascinato il Rende fuori dalle acque torbide. Poi il Catanzaro che viaggia col vento in poppa, si ha sempre la sensazione che il Catanzaro sia in fiducia. Di misura c'è più gusto, abbiamo titolato, non è una famosa pubblicità di una famosa marca, ma è il Catanzaro che vince, si diverte, spreca con un Giannone sugli scudi, un Giannone che ha dribblato tutto quello che si trovava davanti, tutto, e in poche parole il Catanzaro va a abbracciare un pubblico, una cornice di pubblico straordinaria. Le squadre calabresi si rilanciano, Rende e Catanzaro ritornano a guardare al futuro con più ottimismo. La risposta ovviamente l'attende la tifoseria Amaranto nel derby bello, divertente, che sarà di scena lunedì in diretta televisiva su RaiSat Sport fra Regina e Rende, quindi Drago chiamato alla vittoria e ovviamente Ciccio Modesto che torna in riva allo Stretto da allenatore, dove insomma ha vissuto insieme alla Ciccio Cozza momenti esaltanti, momenti importanti. Siamo in chiusura, direttore dello Schiavo, obiettivo lo abbiamo già detto ampiamente la Vibonese, però c'è già una gara importante, come vi approcciate a questa gara che è ormai alle porte? Sì, andiamo in un campo ostico come quello del Francavilla, gioca a Brindisi. Il Francavilla in casa è una formazione molto temibile e lo sa bene la Regina che due domeniche fa ha perso lì, anche la Juve Stabia non è riuscita a vincere, quindi approcciamo questa partita nel modo migliore secondo me, con la consapevolezza che abbiamo lasciato troppi punti per strada e disattenzioni poi del genere si pagano in chiave playoff. Assolutamente, allora un in bocca al lupo alla Vibonese nella speranza che magari arrivi, perché no, una bella vittoria a dare importanza al proprio campionato. Grazie al direttore dello Schiavo per la sua presenza. Grazie a voi e grazie all'invito, buona serata. Grazie anche al presidente del Castrovillera di Diego, che ritroveremo magari più avanti per entrare ancora di più nel dettaglio di una formazione importante come quella del Castrovillari. Grazie e buona serata. E grazie anche a Ciccio Cozza. Ciccio, in chiusura, la tua carriera partiva dalla Regina, è passata al Milan, importante, nel futuro potrebbe esserci qualcosa di legato al passato? Tutto è possibile, quindi bisogna solo aspettare. E quindi con questo interrogativo e con questo punto di domanda, un indizio, lasciamo il mister Ciccio Cozza, che ringraziamo per la sua presenza a tempi supplementari. Grazie a voi. Attilio, appuntamento. Grazie anche da parte mia, un grazie ai nostri prestigiosi ospiti, a giovedì prossimo sempre con tempi supplementari. Alle 21, sempre di giovedì, con tempi supplementari che vi terrà compagnia. Rimanete però sintonizzati con la programmazione di Teleuropa Network. A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti.
commenti davanti mai che ti lamenti e sopporti. Nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato solo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Ehi ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi ma Sassa, Ehi, ma Pica, mi portano da te, vicino a te ogni giorno è primavera. ehi ma Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.